fanno è velocissima, passiamo la parola a Dario che ci spiegherà come potremo andare a sono già stati predisposti dei punti di raccolta. Sono io che siamo cittadini sono già stati predisposti dei punti di raccolta nella scorsa firma alla Presidenza della Repubblica. I punti di raccolta sono la biblioteca Sabatino, l'amministrazione comunale a disposizione dell'ufficio per solo raccogliere le firme, la Caritas di Facciaviro, la bottega del commercio eco Parepapamondo è l'ufficio della biblioteca. Sottolineiamo ancora una volta che questa è un'attività dove si arriva all'obiettivo solo se i cittadini si riuscissero, no? Anche la Caritas, sì, è un ufficio. Avvicinati il microfono con la bocca, avvicinati il microfono. Non sentiamo, non si registra. Scusate. Allora, ci sono già degli uffici predisposti per la raccolta di firma, adesso l'ufficio della Caritas, la biblioteca Sabatino, la bottega del commercio eco del Passamondo, la cartolineria Pegaso e il sottolineiamo ancora una volta che è un comitato, un'attività per i cittadini, uno strumentalizzato che riusciamo ad arrivare all'obiettivo dai cittadini. Ovviamente tutti coloro che volessero fare da punto di raccolta, tutti coloro che volessero dei moduli per farsi proprio a questa iniziativa, perché dobbiamo aiutarci tutti, lo ripeto, possono venire qui davanti, chiedere il modulo, fotocopiarlo, raccogliere le firme e se hanno la possibilità e la voglia, se vogliono aiutarci, diventare punto di raccolta e riferimento per gli enti cittadini. Vi chiediamo anche sui siti, sui social, condividete il comitato, aiutateci, dobbiamo aiutarci perché dobbiamo fermarlo, è un pericolo per tutti. Quindi se volete condividete questa iniziativa, tutti coloro che possono aiutarci, che vogliono farlo, ci aiuteranno per arrivare a un fine che è un fine comune. Noi vogliamo salvaguardare la nostra città, vogliamo salvaguardare le nostre vite e vogliamo dare un futuro migliore ai nostri figli e non certo dire ai nostri figli noi come genitori vi abbiamo messo davanti un deposito di GPL. Dico anche un'altra cosa, se c'è qualcuno che è a favore di questo impianto, perché qualcuno presumo ci sarà, ce lo dica, perché io di buono in questo impianto non vedo nulla, io vedo solo il pericolo e il rischio. Se c'è qualcuno che dice no, questo impianto va bene, porterà questo piuttosto che quest'altro alla città, ce lo dica, mi illumini, perché io di buono in questo impianto non ci vedo nulla. La raccolta firme sarebbero necessarie anche quelli di sottomarina. Perché solo il centro storico? No. Allora la raccolta firme è aperta a tutti, non a Chioggia. Sì, Chioggia. ma i punti di raccolta. No, tutti possono aderire. C'è anche un punto, l'ufficio turismo in via Vespucci, che ha dato la disponibilità. Esatto. Stiamo raccogliendo la disponibilità di tutti. Barciamino è in viale Mediterraneo. La biblioteca è qui in centro storico. Tutti coloro che vogliono fungere da punto di raccolta lo possono fare. Il comitato è nato qualche giorno fa. Stiamo partendo, abbiamo poco tempo e noi vi chiediamo l'aiuto e la collaborazione di tutti, nessuno escluso. Se la scuola, se il dirigente scolastico ci vuole aiutare, può far sì che quella scuola diventi un punto di raccolta, ben venga. La manifestazione noi la faremo a fine settembre con la collaborazione di tutti perché, ripeto, riteniamo che questo tema sia importante per salvaguardare tutti, nessuno è escluso, quindi ben venga a tutti coloro che ci vogliono aiutare. Noi siamo cittadini e chiediamo l'aiuto diretto ai cittadini. Solo facendo squadra, solo facendo vedere che Chioggia c'è, riusciremo a dimostrare che ci devono ascoltare, non possono fingere di fare quello che vogliono senza ascoltarci. Questo è il discorso. Siamo tutti cittadini, siamo tutti uguali, dobbiamo svegliarci. Altri porti hanno detto no a questo impianto. Chioggia ha detto